Ieri mattina, domenica 10 settembre, Chioggia Azzurra ha voluto raccontare un evento importante per il Veneto, soprattutto in quanto coinvolge più comuni in un'unica grande manifestazione. Si è trattato di Riviera Fiorita, che noi abbiamo ripreso sul tratto che passa per Fosso d'Artico, ma che coinvolge anche Stra, qui si riuniscono i rematori e il corteo parte, Vigonovo, Dolo, Mira, Oriago e Malcontenta, dove il corteo si chiude. La prima edizione dell'evento risale al 1977, quando la floridezza economica dell'area ha permesso di riconsiderare il territorio, incluso il Brenta e le ville che vi si affacciano, e con questo si iniziò a recuperare anche il paesaggio e le tradizioni. La manifestazione Riviera Fiorita rievoca il passaggio del re di Francia Enrico III, avvenuto nel 1574, durante il quale il re aveva manifestato apprezzamenti per quest'angolo di terraferma nel veneziano, come la manifestazione e rievoca i fasti e la presenza della nobiltà veneziana che lungo il corso del Brenta aveva pensato alla propria villeggiatura. Come allora, la seconda domenica di settembre si assiste al passaggio del corteo acqueo, con imbarcazioni storiche tipiche della regata di Venezia, animata da figuranti abbigliati con i costumi dell'epoca. Il corteo è seguito dalle imbarcazioni di rappresentanza delle società remiere, con relativa premiazione a Malcontenta, punto d'arrivo del corteo. Quest'anno le remiere di Chioggia non erano presenti, sarebbe stato bello vedere anche le nostre imbarcazioni tra le tante altre. Passato il corteo, a Fossò si è tenuta la rivisitazione della nomina di un cavaliere, tra figuranti e pubblico incuriosito. Degno di nota il fatto che chi ha tenuto le veci della regina nelle rivisitazioni è un chioggiotto, Lucio Gianni, ex assessore della provincia di Venezia, ora città metropolitana. Oktoberfest in Osteria. Osteria Veneta a Chioggia. Dal 13 al 17 settembre arriva la birra delle 7 sorelle da Monaco di Baviera. Cucina tipica della festa della birra più grande del mondo, con gli stinchi, i pretzel, i canederli e i krauti con la salsiccia. Osteria Veneta, via Brondolo 21 Chioggia. Power by Lovenbrau Beer e Comunian Bevande.